Sono con Nicola Rettis, allenatore dell'Hockey Tiene. Nicola, si sapeva che il derby è sempre una partita a sé, però secondo te dove Montecchio ha vinto o forse dove Tiene non ha fatto sua la partita? Beh, nessuna partita è facile, che sia un derby o meno, il campionato è da due da un paio d'anni a questa parte che è tiratissimo, le squadre sono tutte quante allo stesso livello, quindi derby o non derby, le partite si devono giocare fino in fondo e quello che ha avuto il Montecchio che non abbiamo avuto noi è che il Montecchio è stato squadra. Noi penso abbiamo i primi 10 minuti non abbiamo tenuto una pallina 10 secondi perché non riuscivamo a fare un passaggio sulla stecca. Passavamo la pallina dove non c'era il compagno di squadra e volevamo entrare in mezzo a tre uomini schierati bene in difesa e diciamo che abbiamo fatto tutto quello che non bisognava fare o che un giocatore di hockey non deve fare. E il secondo tempo abbiamo forse gestito un po' meglio, ma l'intensità e la cattiveria che ci mette di solito il Tiene questa sera non è venuta fuori se non per un giocatore che ha dato l'anima in pista perché si vedeva che ci teneva a vincere la partita e il resto non è stato così. Avevamo preparato la partita secondo me bene, però vabbè, è andata così. Montecchio è stato fenomenale perché hanno giocato veramente duri su tutti i contrasti, non hanno mai mollato e quindi sicuramente ampiamente meritata la vittoria. Sì, su prima in commento abbiamo detto che avrebbe vinto il derby. Tiene, se portava Montecchio nella partita che di solito siamo abituati a vedere con Tiene, una Tiene che non spreca mai palline, oppure l'avrebbe vinta Montecchio se l'avesse messa sulla garra, sull'intensità di gioco. Ecco, sei d'accordo con questa lettura? Beh, abbiamo un problema, io continuo a ripetere ai miei giocatori che errori ne facciamo anche troppi. E a volte anche quando stiamo vincendo le partite la prendiamo troppo alla leggera e sotto gamba e iniziamo a fare passaggi sciocchi quando non serve e questo è quello che manca, secondo me un po' di intelligenza tattica perché quando, e lo dico sempre, non ho una squadra di fenomeni, ho una squadra unita che gioca insieme e quello che deve fare il Tiene perché non ho il singolo, non ho nessuno che singolarmente può vincere una partita. Purtroppo questo a volte forse non è abbastanza chiaro e bisogna sbatterci la testa più di qualche volta per arrivare a capirlo e cercare di evitare di giocare da soli e giocare di squadra. Va bene, io direi di finire qui, ti ringrazio tantissimo Grazie. per questo tuo contributo e alla prossima, buona fortuna. Grazie.